Buongiorno e buona domenica, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Maxi incidenti a Sciaccan, in un tamponamento sono rimaste ferite 4 persone, tra cui un bambino. Seggi aperti in 9 comuni per le amministrative, tra i comuni commissariati chiamati a rinnovo Palagonia, Castiglione e Favignana. L'inchiesta sugli appalti per la rete idrica di Agrigento, arrestato un altro indagato e un dirigente del comune di Licata. Svolta nel caso dell'accoltellamento a Favignana, arrestato un 18enne che dopo aver ferito 2 persone aveva aggredito anche gli operatori del 118. Parcheggi contesi a Catania, il centro storico, ostaggio di bande di extracomunitari che chiedono il pizzo agli automobilisti. Il 2% degli appalti per ristrutturazione e acquisto di immobili pubblici da destinare all'acquisto di opere d'arte, ma la legge non viene rispettata. Calcio, le siciliane, il futuro degli allenatori. Il Palermo e Dionisi sono virtualmente divorziati. Mimmo Toscano dovrebbe restare sulla panchina del Catania. Sono almeno 4 le auto coinvolte in un maxi tamponamento che si è verificato sulla statale 115 in territorio di Sciacca, in provincia di Agrigento. 4 i feriti, tra loro anche un bambino soccorso da un elicottero del 118 atterrato sulla sede stradale poco dopo che alcuni passanti hanno fatto scattare l'allarme. Una delle auto interessata dall'incidente è quella su cui viaggiava l'arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, rimasto ferito ma in modo lieve. Sul posto Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e 2 ambulanze che hanno trasportato gli altri feriti all'ospedale di Sciacca per i primi accertamenti. Controlli dei carabinieri dopo l'omicidio La Verde, sequestrate munizioni e armi a San Gregorio. Dopo il tragico omicidio del 23enne Carlo La Verde, ucciso dal padre quasi un mese fa, i carabinieri hanno intensificato i controlli a San Gregorio di Catania. Durante un'ispezione nell'abitazione della famiglia della vittima sono state trovate oltre 1500 munizioni non denunciate e armi con irregolarità nella comunicazione del domicilio. 3 persone familiari del giovane sono state denunciate. Domenica di elezioni, quella di oggi per 9 comuni in Sicilia, 4 dei quali nel Catanese. Si tratta tutte di amministrazioni commissariate. Si vota oggi e domani per eleggere sindaco e consiglio comunale. Sentiamo Maglio Viola. Urne aperte dalle 7 di questa mattina in 9 comuni siciliani chiamati a rinnovare i propri organi amministrativi. Si vota fino alle 23 di domenica e poi lunedì 26 maggio fino alle 15. Gli elettori interessati a questa tornata elettorale sono 55.608. A dover scegliere il sindaco e il nuovo consiglio comunale sono i cittadini di 4 comuni del Catanese, ovvero Castiglione di Sicilia, Palagonia, Raddusa e Ramacca. 2 invece nel palermitano, Montemaggiore Belsito e Prizzi. Poi uno ciascuno per le province di Agrigento, Realmonte, di Siracusa, Solarino e nel trapanese, Favignana. Nel Catanese c'è anche l'unico comune dove si vota con il sistema proporzionale, poiché gli abitanti sono più di 15.000. Si tratta di Palagonia. In tutte le altre amministrazioni si voterà con il maggioritario. Tutti i comuni al voto escono da un periodo di commissariamento per i motivi più disparati. Una 10ª amministrazione, quella di Tremestieri e Tneo, inizialmente coinvolta nella tornata elettorale, non vota invece a causa dello scioglimento per mafia intervenuto in base ad una delibera del Consiglio dei Ministri dopo che i comizi erano già stati convocati. Le procedure dunque sono state bloccate e bisognerà indire nuove elezioni. L'eventuale ballottaggio per il solo comune che potrebbe andarci nel Catanese si svolgerà domenica 8 giugno in coincidenza con il voto per il referendum. Nuovo arresto nell'inchiesta sugli appalti pilotati e le tangenti ai domiciliari. L'ex dirigente dell'ufficio tecnico di Licata, già fermato a maggio. Ci dice tutto Davide Sardo. Un nuovo arresto scuote l'inchiesta su appalti truccati e presunte tangenti in provincia di Agrigento. La squadra mobile ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare a Sebastiano Alesci, ex dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Licata, già coinvolto nell'inchiesta e ora finito ai domiciliari. Alesci era stato arrestato lo scorso 14 maggio dopo una perquisizione che portò al sequestro di quasi 20.000 euro in contanti. Rimesso in libertà dopo un giorno e adesso di nuovo sotto accusa per un presunto ruolo chiave nel sistema corruttivo insieme al deputato regionale Roberto Di Mauro.
Nel mirino della procura di Agrigento, guidata da Giovanni Di Leo, diversi appalti milionari, dal rifacimento della rete idrica di Agrigento alla riqualificazione dello stadio Dino Liotta di Licata, fino alla manutenzione della strada Salaparuta Santa Margherita Belice. Il procuratore Di Leo sottolinea come il sistema corruttivo abbia compromesso il regolare avanzamento delle opere, provocando ritardi ingiustificabili e danni alla collettività. Il quadro che emerge dalle indagini è tale da fare ritenere gravemente pregiudicato l'interesse della popolazione. Il rifacimento della rete idrica di Agrigento era stato finanziato nel 2015. Sono passati 10 anni e ad oggi, dice il procuratore Di Leo, i lavori sono in grave ritardo non per via dell'indagine, ma per un sistema compromesso. Ritardi, interessi occulti e il rischio di paralisi dei servizi pubblici. Le indagini sono ancora in corso. E dopo alcuni giorni di indagini si è risolto il caso dell'accoltellamento avvenuto a Favignana. Laura Spanò. È finito ai domiciliari il 18enne che nei giorni scorsi aveva accoltellato la madre della fidanzata e il compagno, entrambi intervenuti per sedare un litigio scoppiato tra i due. Ora il 18enne si trova ai domiciliari a Trapani, accusato di lesioni personali aggravate. Tutto è successo sulla più grande delle isole dell'arcipelago delle Eiga di Favignana. È notte fonda e i carabinieri vengono allertati dai medici del poliambulatorio che un giovane aveva aggredito 2 volontari del 118 della pubblica assistenza AMPS Paceco Soccorso, intervenuti per soccorrere lui e altre 2 persone raggiunte da diversi fendenti. La vicenda in quel momento sembra riconducibile solo allo stato di alterazione psicofisica del giovane. Arrivati alla guardia medica dell'isola, infatti, il 18enne aveva prima minacciato i 2 volontari con un coltello e un accendino, poi aveva iniziato a sferrare calci e pugni all'ambulanza fino a provare a metterla in moto per scappare via. Il giovane viene fermato dai carabinieri mentre la signora e il compagno venivano urgentemente trasferiti prima all'ospedale di Trapani e da lì a poco a Palermo. Le ferite ricevute avevano raggiunto diverse parti del corpo. Ora, a distanza di qualche giorno e dopo le opportune verifiche sul movente che aveva scatenato l'accoltellamento, il 18enne è finito ai domiciliari a Trapani. Il centro storico di Catania, ostaggio di bande di extracomunitari che chiedono il pizzo agli automobilisti. Tonino De Mano. Ci sono risse ogni sera con coltelli e bottiglie rotte. Dalla sosta selvaggia al parcheggiatore selvaggio, capace di assalire per pochi euro o di dare vita ad autentici duelli rusticani per accaparrarsi un'area di sosta già di per sé a pagamento. Bande di extracomunitari lottano tra loro, si azzuffano, si sfidano a colpi di bottiglie o oggetti contundenti per averne il controllo, una sorta di pizzo con tanto di appostamento alle macchinette. Corso Sicilia, Piazza della Repubblica, via Luigi Sturzo e il triangolo del malaffare, e a farne le spese sono gli automobilisti. In queste immagini il vetro in frantumi di una macchina con il proprietario forse colpevole di non aver soddisfatto le richieste degli abusivi, tra l'altro sulle strisce blu. Le bande di cittadini extracomunitari organizzate per clan nazionali che si dividono in pratica i proventi di un'attività illecita che è quella del parcheggio abusivo. Catania, terra di paradossi, non si smentisce neanche in tema di parcheggi. In meno di 100 metri sono presenti 2 parcheggi AMTS, uno presidiato e custodito anche di notte, l'altro lasciato al suo destino, focolaio di insicurezza e di illegalità, dove gli extracomunitari stranieri, specie nordafricani, entrano in conflitto con senegalesi e nigeriani. Noi qua abbiamo una problematica assurda che ci fa distinguere a 50 metri di distanza in cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ci siamo rivolti al presidente della MTS, all'avvocato Vittorio, uno stimato professionista, per chiedergli di risolvere la situazione, cioè così come custodito questo, custodire quell'altro. Evidentemente non è stato possibile esaudirci al 100%. Negli ultimi tempi, ad onor del vero, i controlli interforze sono aumentati, ma non bastano per frenare una storica piaga. C'è una legge nazionale che impone alle pubbliche amministrazioni di destinare il 2% della spesa in caso di ristrutturazione o costruzione di nuovi edifici all'acquisto di opere d'arte, una legge che però non è mai stata applicata. Francesco Triolo. È nata nel dopoguerra ma mai applicata, una legge che rappresenta un'opportunità, ovvero quella di legare ad ogni intervento di ristrutturazione o costruzione una percentuale di somma per l'arte e la bellezza, e per questo è stata ribattezzata la legge del 2%, che a Messina ha visto giuristi, esperti e amministratori da tutta Italia confrontarsi sulle possibilità di applicazione, ovvero di acquistare opere d'arte da inserire negli edifici o nelle piazze. Questa è una legge molto
avanzata anche se vecchia perché questo sentimento dell'arte rimonta all'antica Grecia e noi vogliamo evitare di lasciare solo a Fidia il monopolio dell'arte, ma poi nell'atto pratico il problema è applicarla. Purtroppo non è entrata questa norma nel codice dei contratti pubblici, è obbligatorio attuarla, ma siamo qui anche per ricordarci che va applicata, perché altrimenti abbiamo le norme scritte e poi la realtà va in un'altra direzione. Una legge che porterebbe attrattività ulteriore per le città italiane, ma anche per quegli edifici pubblici che diventerebbero attrattivi per il turismo, ancora di più in un territorio come la Sicilia che già culla di arte e storia. Siamo in un momento amministrativo e storico che ci sono tantissime risorse, soprattutto strutturali, soprattutto europee, ed è anche questa una opportunità di poter utilizzare questo 2% per cercare di arricchire il più possibile quello che è il nostro patrimonio già consistente in Sicilia, ma che sicuramente va completato, arricchito e rinnovato. Non mi lascerò intimidire, anzi episodi come questo rafforzano la mia determinazione ad andare avanti per portare progetti strategici per la Sicilia, a cominciare da quello dei termovalorizzatori, lo scrive il presidente della regione siciliana Renato Schifani in un intervento pubblicato oggi sul giornale di Sicilia dopo le minacce ricevute. Annullata la gara per il nuovo volto dei porti di Catania ed Augusta, i rilievi dell'autorità anticorruzione della Corte dei Conti. Giusy Lazzara. Annullata la maxi gara d'appalto da 466 milioni per rifare il look dei porti di Catania e Augusta. È stato il presidente dell'autorità portuale di Catania, Francesco Di Sarcina, a bloccare tutto dopo i rilievi dell'autorità nazionale anticorruzione della Corte dei Conti. Criticità a partire dall'importo che era errato, 176 milioni invece di 466, che dovevano servire per la gestione di 44 servizi portuali e una nuova stazione marittima. Una marcia indietro che Sarcina aveva giustificato con l'impossibilità a superare le criticità sollevate, tutto perché la piattaforma telematica non permetteva di modificare il bando, rivedere il capitolato, avendo anche già aperto le buste per la gara. Anche su questo erano emerse frizioni con i consigli comunali di Catania e Augusta che avevano acceso la polemica, e anche un'azienda che avrebbe voluto partecipare aveva presentato un esposto all'ANAC. La Corte dei Conti esprimeva perplessità anche sulla gestione finanziaria dell'autorità portuale per il 2021, pubblicato nel 2024. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Andiamo a Messina per scoprire un progetto che ha unito la mobilità sostenibile alla valorizzazione del territorio. Parliamo di Movemuni. Sentiamo Francesco Triolo. Scoprire la città, le sue tradizioni, i suoi angoli nascosti attraverso il gioco e il divertimento. A Messina Movemuni è l'iniziativa promossa dall'associazione Crescendo con il patrocinio del comune, che ricalca il format di Pechino Express, ma in salsa messinese. Sfide, quiz, 32 partecipanti divisi in 8 squadre che si sono contese la vittoria del progetto, che ha come obiettivo quello di riscoprire il territorio cittadino attraverso percorsi dinamici tra storia, cultura e mobilità sostenibile. All'insegna della promozione del nostro territorio, della scoperta e riscoperta di luoghi che compongono la nostra città, ma al contempo anche quella che è la promozione, l'incentivo all'uso dei mezzi pubblici, quindi anche la mobilità sostenibile. E quindi quando messaggi come questi partono dai giovani non ci può fare che piacere. La sfida si è disputata in diversi punti strategici della città, raggiunti tutti, condizione obbligatoria attraverso i mezzi pubblici di ATM. L'obiettivo di questa attività è duplice, sia incentivare il turismo o comunque far vedere le bellezze della nostra città, e poi anche quello di incentivare la mobilità sostenibile, appunto, e quindi abbiamo cercato di fondere questi due obiettivi grazie poi ad un'attività che è ludica, quindi riuscire a realizzarla in questo modo. A Ortigia è presentata la collezione di abiti e costumi realizzati nel laboratorio sartoriale Le Tele di Aracne, un progetto di inclusione sociale che coinvolge anche chi è a rischio marginalità. Francesco Aloi. Dalla mise da giorno e da sera ai costumi, tutto realizzato a mano. Nella sfilata in piazza Archimede a Ortigia, le modelle indossano abiti speciali.
È tutto cucito a mano, da chi è stato o è ancora in carcere, ma anche da chi ha subito violenza. Non pensavo di arrivare a questo punto perché non era il mio forte, però sto vedendo che ho non nascondo che ho delle doti, cucito. Ago e filo alla mano per cucire, ma anche per stare insieme e socializzare. Siamo colleghi, amici, confidenti a volte anche con i miei colleghi, con i professori anche, c'è un bel rapporto. E così, con questo progetto chiamato Le Tele di Aracne, hanno realizzato questa collezione. Oggi raccontiamo delle storie di persone che riannodano i fili della propria vita attraverso delle nuove creazioni, grazie a un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno. Da quasi un anno alla Borgata, in questo immobile confiscato alla mafia, si può trovare un nuovo punto di partenza. I nostri ragazzi vengono prima formati e poi introdotti in un ciclo di produzione. Imparano lavorando. Ispica perde la bandiera blu ma si consola con la bandiera verde. Veronica Barbarino. Mare non troppo profondo, assistenza ai bagnanti e spazio per giocare sulla sabbia. È l'identikit della spiaggia a misura di bimbo, in cui sventola la bandiera verde. In Italia ne sono state assegnate 150, 18 sono in Sicilia e ben 6 in provincia di Ragusa. A riconoscerle oltre 3.000 pediatri italiani e stranieri. La Costa Iblea le ottiene per le spiagge di Marina di Ragusa, Pozzallo, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria e Ispica. Per quest'ultimo comune è un riconoscimento di consolazione vista la mancata assegnazione della bandiera blu nei giorni scorsi. Per numero di bandiere, inoltre, la provincia ragusana si piazza tra quelle italiane con il maggior numero, a pari merito con Teramo e Venezia. Per il resto della Sicilia, 3 bandiere sono andate in provincia di Palermo, 4 a Trapani, una sola spiaggia nel Catanese, nel Siracusano e nell'Agrigentino, 2 le spiagge ideali per le famiglie nel Messinese. Non resta quindi che dare adesso il via all'estate, garantendo anche ai più piccoli vacanze sicure e divertenti e ai genitori un soggiorno sereno. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, primi movimenti in vista della prossima stagione per le società siciliane. Marco Gullà. Il Palermo e Alessio Dionisi, un divorzio già scritto e in attesa di essere ufficializzato. L'entourage dell'allenatore sta definendo la rescissione con la proprietà del Palermo. Fallita la promozione in Serie A, con l'eliminazione ai playoff per mano della Juve Stabia, il destino del tecnico è segnato e la panchina rosanero sarà presto ufficialmente vuota. Via Dionisi, in casa Palermo si pensa quindi al sostituto. Il casting è già iniziato da qualche giorno. I nomi più accreditati sono quelli di Alberto Gilardino, Filippo Inzaghi e Fabio Pecchia. Osti rimarrà come direttore sportivo ma sarà affiancato da un collaboratore. La società rosanero ha intanto annunciato il primo movimento ufficiale in uscita. Il difensore danese Graves è stato ceduto agli olandesi del PEC Zwolle. Ieri per il Palermo rompete le righe e arrivederci alla prossima stagione. Stesso copione anche per il Catania. Ieri al Cibalino il tecnico Mimmo Toscano ha diretto l'ultimo allenamento della prima squadra. Un Catania deluso e ferito per una stagione di alti e bassi e che i tifosi speravano potesse continuare fino all'ultimo atto dei playoff, ma così non è stato. Mimmo Toscano potrebbe restare, c'è cauto ottimismo sulla permanenza dell'allenatore che non vorrebbe lasciare il progetto a metà. Anche il club teneo sembra orientato a confermare Toscano, prossima settimana incontro tra le parti. E in vista della prossima stagione sta già lavorando a fari spenti il Trapani, che però come prima cosa vorrà evitare, tramite ricorso, di partire con un segno meno in classifica a causa del deferimento legato alla gestione finanziaria del club e all'utilizzo dei crediti d'imposta, un po' come è successo al Brescia in Serie B. Il presidente Granata, Valerio Antonini, promette battaglia. Pallanuoto, l'equipe Orizzonte Catania vince la gara 1 della finale scudetto. La squadra posta col punteggio di 13-6. Le Etnee vanno a riposo lungo sul 7-4 e allungano definitivamente nel terzo quarto fino a chiudere con la vittoria. In gol anche Tania Di Mario. È la finale pronosticata. Di fronte ci sono le 2 squadre che hanno chiuso al primo e al secondo posto e che in semifinale si sono imposte in modo netto nelle partite contro Trieste e Rapallo. La sfida fra le 2 big prosegue martedì a Roma, eventuale gara 3 a Catania sabato prossimo.
È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, l'informazione torna alle 14. A tutti una buona domenica.